I benzinai non incroceranno le braccia, ma prima o poi saranno costretti a chiudere se non arriveranno aiuti dal governo. A dirlo sono le associazioni di categoria dei gestori delle pompe di benzina, che non hanno alcuna intenzione di scioperare, ma che si troveranno presto, a causa della congiuntura negativa creata dall'emergenza coronavirus e dalle restrizioni emanate dalle autorità, a dover chiudere gli impianti. A livello nazionale noi abbiamo pubblicato un comunicato per far capire le difficoltà che sta attraversando la categoria di gestori dei distributori di carburanti, difficoltà che sono causa da una parte alla diminuzione del 50, 60, 70% dell'erogato, che è inevitabilmente una diminuzione di disponibilità economiche da parte della categoria, e dall'altra per il fatto che la categoria è stata assolutamente dimenticata sia da parte del governo che dalle società petrolifere per quanto riguarda di essere in dotazione di quegli strumenti per poter sopravvivere e avere una certa garanzia contro a questo virus che attualmente sta imperversando nel territorio. Nessuno sciopero in vista, quindi, solo un grido d'allarme da chi si trova a dover fronteggiare una situazione molto pesante. Inevitabilmente i gestori, dal momento che non avranno più la possibilità economica di acquistare il carburante, saranno costretti uno alla volta di dover chiudere l'impianto. E assolutamente questo non è lo sciopero, ma sarà solo la difficoltà economica di poter gestire l'impianto. Allora, per quello noi abbiamo mandato questo comunicato alle persone responsabili, che è il governo e società petrolifere, di poter dare quegli aiuti necessari per poter sopravvivere.